Tra le tante paranoie che ho sul gestire i file c'è una cosa che continuo ad affrontare tutti i giorni, cerco di migliorare sempre per evitare problemi, anche se questi purtroppo succedono e mi sono successi. Il backup e la gestione dei file. C'ero già andato su questo argomento qua ancora un pochino di tempo fa con un precedente video, però oggi diciamo che ho un pochino cercato di evolvere questo tipo di soluzione, di cercare di migliorare tutta quella che è la mia gestione dei file per cercare di limitare al massimo tutti i problemi che possono succedere, appunto. Facendo una grande premessa, i file che utilizzo io, quindi i file fotografici RAW e i file video, sono file giganteschi. Questo hanno un grande problema. Dato che non sono file che pesano veramente tanti mega, anche molto spesso anche pesano dei giga ogni singolo formato, specialmente quando si parla di video in 4K, sono molto difficili da archiviare, da gestire. Voi dovete sapere che ad esempio una mia giornata tipo in cui vado a produrre ad esempio un contenuto video per un'azienda, per una pubblicità, per un qualsiasi tipo di utilizzo, insomma, generalmente su una giornata di girato, quindi circa 4-5 ore buone, escluse chiaramente le trasferte, roba, diciamo in una giornata si riescono a produrre tranquillamente 200 o 300 giga di materiale. Questo è veramente un'esagerazione. Se voi pensate che ad esempio un hard disk oggi sta all'incirca lo standard è tra 1 tera e 2 tera, voi capite che non è sostenibile l'acquisto di N hard disk ogni volta che praticamente facciamo 5-6 lavori, anche perché tipo diventa anche molto difficile la gestione e soprattutto l'archiviazione di questi file qua. Cioè, se devo andare a recuperare un file girato 6 mesi fa, non ci sta da nessuna parte che devo andare a cercare un hard disk, andare a collegarlo e rischiare, diciamo, di non trovare più questo file e soprattutto perdere un sacco di tempo, anche per comunque è un dispositivo elettronico che può subire tutta una serie di degradazioni. Bene, detto questo principio qua, io cerco di avere sempre tutto sullo stesso dispositivo, cioè tutto il mio archivio deve stare su uno stesso dispositivo per appunto permettere un accesso molto veloce e soprattutto avere sempre un controllo, una visione dall'alto di tutti i file che sono stati prodotti, perché capita molto spesso che ad esempio hai bisogno di recuperare dei file girati lo scorso anno, o ad esempio se stai facendo un lavoro con un cliente che stai creando un percorso lavorativo in cui hai fatto già N lavori precedentemente, magari hai bisogno di rinfrescarti la memoria, vai a vedere quello che hai fatto, insomma tutta una serie di motivazioni che fanno sì che io ho bisogno di avere sempre i file sotto mano. Quindi cosa ho fatto? Mi sono organizzato, mi sono preso un QNAP. Per chi non conosce, un QNAP è praticamente un dispositivo che ha al suo interno semplicemente tutta una serie di hard disk in sequenza, uno dopo l'altro, e praticamente, a differenza di un hard disk normale, di quelli che per capirci costano un centinaio di euro, costano molto di più, ma distribuisce i dati. Adesso lo farò in maniera molto semplice. Vi prego, chiunque, se tipo sei un ingegnere informatico o un informatico, non prenderti male per come descriverò questa cosa veramente ridotta all'osso. Un QNAP ha questo vantaggio qua, nel senso che distribuisce i file in maniera ragionata su più hard disk contemporaneamente, quindi in caso di una rottura tipo di un hard disk diciamo che la macchina funziona bene lo stesso. I famosi RAID 1, RAID 2, RAID 3, su questa cosa qua vi lascio chiaramente cercare un pochino su internet che trovate tutto. Quindi già di per sé questo qua è uno strumento che comunque è molto affidabile, previene da rischi di rottura, perché un hard disk si può rompere, ok, però insomma sperare che non se ne rompano più di uno in contemporanea, quella è un pochino sfiga, però non è neanche ancora sufficiente. Anche perché comunque l'accesso dei file rimane comunque un pochino un problema, perché tu se sei collegato via LAN a questo tipo di server va tutto bene, però ad esempio se devi fare un accesso da remoto comunque si connette ad internet, ma non hai proprio, diciamo, questa comodità e questa efficienza. Bene, ho scoperto da poco, tipo da qualche mese in verità, lo sto utilizzando questa tecnica, sperando che tra l'altro Google non cambi, diciamo, le carte in regola come ha fatto con Google Foto qualche giorno fa, aperta e chiusa parentesi. Praticamente tu con Google, adesso si chiama Google Workspaces, mi pare una cosa del genere, tu se sei un professionista, quindi hai partita IVA e azienda eccetera, puoi aprirti un account in cui costa all'incirca 10 euro più euro meno, in cui hai tutta una serie di benefit, tra cui uno spazio di archiviazione di 2 tera su Google Drive, che comunque sono più che sufficienti per un uso normale, ma per me non erano sufficienti, ma ho scoperto che i drive condivisi, quindi oltre al tuo drive personale tu puoi condividere cartelle con l'esterno, hanno uno spazio illimitato. Questa è una figata pazzesca, perché praticamente, avendo uno spazio limitato, io cosa ho fatto? In questo momento sto backuppando, quindi in verità sto proprio clonando tutti i miei file del mio QNAP, quindi del mio server, che all'incirca sono tra i 6 e gli 8 tera di materiale attualmente, li sto copiando online. Quindi questa cosa qua
oltre ad avere un costo irrisorio, perché comunque si tratta di un centinaio di euro all'anno che effettivamente sono proprio pochi, se tu ci pensi è una piccola assicurazione sulla perdita di dati e va benissimo. Oltretutto questo spazio qua è limitato, quindi sperando che non cambiano le cose, ma attualmente funzionano, quindi è meglio approfittarne finché si può sfruttare questa cosa qui. I drive condivisi, ossia quelli che sono online, quindi l'accesso è online, ma in verità c'è anche un metodo per tenerli anche sul vostro computer, che attraverso un programma che si chiama Google File Stream, che anche questa cosa qua ve lo metto giù in descrizione, è un link che permette praticamente di avere comunque i file in accesso anche offline nel vostro computer, ed è perfetto. In pratica è una versione potenziata del Google Drive, semplicemente che ha spazio limitato. Questa cosa qua è perfetta, la consiglio a tutti perché permette di salvaguardare ed avere sempre a disposizione, diciamo, una duplice copia del proprio file, una sul vostro server o sui vostri hard disk a seconda di come siete strutturati, e una versione online. E questa cosa qua è perfetta perché praticamente ti risolve il problema, insomma, di inghippo tecnologico. Quindi nel caso tu hai un problema con il tuo server, lo risolvi perché i tuoi file sono comunque su cloud e non c'è il limite di 1 tera o 2 tera, che questa cosa qua magari sembreranno tanti per un utente che magari in generale lavora con Excel, Word e PowerPoint. Per chi invece fa il nostro mestiere, quindi fotografie e video, 2 tera sono veramente pochi perché li occupi in circa un mese di lavoro, forse anche meno. Quindi se vuoi un mio consiglio, cerca di duplicare i file. A livello di backup secondo me non basta, non è sufficiente ragionare solo sul proprio server, su degli hard disk smistati, ma la cosa migliore è tenerli in duplice coppia, una versione tua, una versione che puoi tenere in archivio con i tuoi hard disk e una versione copiata online su Google Drive. Vi consiglio veramente di tenere un pochino sott'occhio questa cosa qua, non so quanto durerà, non so se tipo è una cosa che durerà nel tempo, perché tutte queste società tecnologiche ci stanno comunque abituando, che cambiano i contratti di volta in volta. Attualmente però vi posso assicurare che lo spazio è limitato e non ha extra costi, quindi l'account business dentro Google Workspaces attualmente è la soluzione che ritengo migliore tra rapporto qualità-prezzo per archiviare l'intero archivio, sia in soluzione di backup che in soluzione anche di usufruirne spesso. Qua chiaramente a voi la scelta. Ho provato, giusto per concludere il video, anche altri servizi tipo Microsoft Azure, tipo Google Dropbox, Google Drive la versione normale e OneDrive. Per adesso Dropbox lo ritengo la soluzione migliore per quanto riguarda le performance, ma comunque costa un pochino troppo, aumentano i prezzi di ogni anno e lo spazio è limitato. Questa cosa qua dello spazio limitato per adesso è un non plus ultra che mi ha orientato a chiudere tutti i contratti con quel tipo di cloud storage e utilizzare solo Google. Bene, spero che questo contenuto ti sia stato utile. Come vi ho detto, non so quanto durerà questo tipo di operatività di Google, secondo me durerà un pochino, cioè spero che sia una società abbastanza seria che tenga, come dire, i contratti che funzionano e non li cambi di giorno in giorno come fanno le compagnie telefoniche, però insomma è giusto tenerci un'occhiata. La cosa migliore è avere i propri file su degli hard disk propri e avere la copia in mirror su cloud. Questa secondo me è la soluzione migliore, perché anche nel caso i prezzi ad esempio aumentano troppo nella versione cloud, tu comunque puoi decidere di non utilizzarlo più, ma temporaneamente continui ad usare i tuoi file dal punto di vista di hard disk. Spero che questo contenuto ti sia stato utile. Se hai qualche dubbio scrivimi qua sotto. A presto!